A tutti buon pomeriggio e buon anno dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Prima corsa del 2025. Sono gentleman in pista sulla distanza dei 1660 metri in 9 al via, 1 Eiolo, 2 Big Simo, 3 Tien La Torre, 4 Carosio Light, 5 Allocco Jet, 6 Baglioni Bon, seconda linea, 7 Chanel DVS, 8 Dinatà, 9 Borea Gall. Corsa piuttosto incerta. Macchina che lascia i concorrenti, c'è l'errore di Miximo, mentre per il comando veloce Allocco Jet. Numero 2 Big Simon squalificato. Assume quindi l'iniziativa. In terza posizione cerca di rimanere Iolo. All'esterno veloce anche Carosio Light, che però rimane confinato all'esterno. Se ne vanno i primi 200 in 14,9 con Allocco Jet che guida e Tien La Torre in scia. All'esterno è Carosio Light, alla corda è Iolo. Via via gli altri, Iolo accenna a spostare all'esterno per andare in scia a Carosio Light e a non rimanere chiuso. 400 metri che se ne vanno in 32 con al comando Allocco Jet. E Tien La Torre in scia, all'esterno rimane Carosio con in schiena Iolo. 600 in 45,7 e davanti alle tribune, situazione tattica che non cambia. Ha preso la via del largo anche Chanel DVS che segue direttamente Iolo, alla corda in terza posizione invece c'è Dinatà. Chiude il gruppo Baglioni Bon. Intanto completati anche gli 800 in 1 minuto e 4 decimi con leader sempre Allocco Jack nei confronti di Carosio Light, che però cede all'altezza del chilometro e in seconda posizione rimane lungo la corda Tien La Torre. Poi c'è Iolo che tenta la sortita esterna in terza ruota. 400 alla conclusione con Allocco Jet che entra in testa sulla curva finale. 15,2 la frazione, sempre tallonato da Tien La Torre. Iolo non riesce a dare consistenza alla propria azione, così Tien La Torre si prepara a spostare all'ingresso in retta d'arrivo. Ultimi 150 metri di gara con in vantaggio Allocco Jet. Allocco controlla la situazione, ci prova ancora Tien La Torre sul palo, però è ancora Allocco Jet che vince, mentre per il terzo dovrebbe essere Dinatà ad aver avuto ragione del resto dei concorrenti. 1,16 il ragguaglio conclusivo, 31,2 la chiusa. In percorso di testa Allocco Jet e Andrea Orlandi sono i primi vincitori 2025 all'Arcoveggio. Corsa riservata ai gentleman. Il training di Massimo Chiarini per Andrea Orlandi, la scuderia di Federica Orlandi. Rivediamo le battute conclusive, il bel primo piano di Allocco Jet che al rientro ritrova la vittoria, secondo posto per Tien La Torre, mentre al terzo chiude Dinatà.